Buonasera a tutti e benvenuti. Prima di cominciare con la 7ª edizione di Strangius, vorrei invitare qui Gabriele Littera, il sindaco di Serramanna, per un piccolo saluto. Grazie Fanny, buonasera a tutti, buonasera anche ai nostri primi ospiti. Questo è sempre un momento magico della comunità, 7ª edizione di un festival che ha scalato le classifiche dei festival di letteratura regionali, piccoli imprevisti. Anche quest'anno tante persone puntuali già dalla prima presentazione, questo è un ottimo segno, vuol dire che insomma c'è attesa. Sono sicuro che è un meritato riconoscimento per tutte le persone che lavorano tutto l'anno per questo festival, perché la dimensione che ormai ha raggiunto è quella di un'iniziativa che ha bisogno di essere preparata, elaborata, presentata appunto anche per i finanziamenti eccetera durante tutto l'arco dell'anno. La scorsa edizione è stata un'edizione che ci ha stupito tutti per una partecipazione molto importante, quindi ci auguriamo che anche questa edizione possa bissare il successo. Io non entro nel merito dei temi di quest'anno, che sono interessantissimi. Sicuramente gli autori presenteranno appunto le loro opere e ci aiuteranno insomma a entrare in questo elogio della lentezza e del silenzio. Sulla lentezza sicuramente il nostro modo di vivere, il nostro territorio, le nostre comunità, io penso che, come dire, abbiano ancora qualcosa, non siamo troppo metropolitani, troppo, come dire, troppo rapidi. Sul silenzio non posso dire tanto perché sono bombardato tutti i giorni, quindi di silenzio ne vivo poco, però a parte gli scherzi sono sicuro che in questa settimana di festival ascolteremo tantissime opere interessanti. I nostri partner sono ormai consolidati, c'è la Regione Sardegna, l'Unione dei Comuni Terre del Campidano e l'Associazione Città della Terra Cruda che ci dà una grandissima mano nel poterci poggiare a loro appunto proprio sull'organizzazione. Le tantissime associazioni locali coinvolte nella realizzazione del festival, le scuole, perché poi come sapete insomma la formula ormai prevede anche che nei prossimi mesi, a novembre, Strangius non termina, ma come dire, raddoppia e quindi tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie, saranno coinvolte con altre presentazioni. E questo appunto proprio per dire che il lavoro che si è fatto negli anni è riuscito ad arrivare veramente dappertutto nella nostra comunità. Un ringraziamento appunto a tutto lo staff, in particolare anche quest'anno al direttore Giuseppe Manias, che ha curato tutti gli aspetti appunto artistici e culturali anche per questa edizione, e in generale insomma tutte le persone coinvolte. Da parte dell'amministrazione comunale un augurio di buon festival, di buona partecipazione, di buona riuscita e di contenuti appunto interessanti per tutti. Buon inizio, ci godiamo questa 7ª edizione. Ancora buonasera e benvenuti. Con grande gioia e orgoglio ci ritroviamo qui oggi per la 7ª edizione del Festival Letterario Internazionale della Letteratura Autobiografica Strangius. Questo evento che si svolgerà dal 10 al 15 settembre 2024 nelle suggestive cornici dei Bigiaus Anticus di Serramanna, celebra quest'anno un tema di profonda attualità e riflessione: Bradipi, elogio della lentezza e del silenzio.
Il Festival Letterario Internazionale della Letteratura Autobiografica Strangius, organizzato dal Comune di Serramanna in collaborazione con l'Associazione Città della Terra Cruda e patrocinato dalla Regione Sardegna, è giunto alla sua 7ª edizione. Quest'anno il festival non sarà solo un momento di incontri tra scrittori e lettori, ma anche un'opportunità per tutti noi di approfondire la nostra connessione con il mondo che ci circonda, di riscoprire il piacere della lettura e della scrittura e di apprezzare la bellezza dei momenti di pausa. I 6 temi che caratterizzeranno le giornate del festival, dalla ricerca nella solitudine fino a cercare il silenzio e romperlo, offriranno spunti preziosi per riflettere su come possiamo, nella nostra vita quotidiana, coltivare una maggiore lentezza e attenzione. Il tema di questa edizione è Bradipi, elogio della lentezza e del silenzio. La parola bradipo deriva dal greco antico e significa piede lento. In una società che va sempre più veloce e diventa in ogni sua espressione sempre più rumorosa, c'è posto per il silenzio e la lentezza. Gli ospiti del festival condivideranno con noi le loro personali esperienze di silenzio e di lentezza in tanti campi, dal viaggio all'editoria, dalla meditazione alla ricerca del proprio io. Il festival sarà articolato in 6 giornate, ciascuna delle quali caratterizzata da un tema specifico. Ricerca nella solitudine, appago appago, creare capolavori fra libri e popoli nascosti e lontani, pause, silenzi e lentezza in poesia, custodi del silenzio e della lentezza, cercare il silenzio e romperlo. Oggi, presso Casa Boas all'Asio, avremo ospiti Franco Michieli e Antonella Lummini, coordinati rispettivamente da Manuela Urru e Maria Grazia Medda. Il reading sarà curato dall'associazione Il Pungolo. L'associazione Il Pungolo, ora presieduta da Maria Grazia Serci, nasce nel 2002 e organizza dibattiti e presentazioni di libri di autori sardi e non. Negli ultimi anni ha indetto dei concorsi letterari da cui sono nati 4 volumi di Serramanna si racconta. Inoltre realizza iniziative anche in collaborazione con le varie associazioni del paese. Fra gli ultimi eventi, a luglio una degustazione di vini con Simone Congia, un incontro con il fumettista Sandro Dessì e uno con Giorgio Saba e Mauro Sanna. Il motto del Pungolo è far circolare le idee. Allora, come tutti gli anni, anche quest'anno all'ingresso troverete un piccolo foglio su cui votare il tema per l'anno prossimo. I temi sono 3. Insegnamenti fra elementari, spirituali, buoni e cattivi maestri, resistenze tra intransigente ricerca della libertà e opposizione ai totalitarismi e soprusi, sport, storie di gioco, di vittorie e di sconfitte. Iniziamo subito la serata col primo reading. Mi serve Fioralba Zucca. Un applauso, ancora benvenuti e buona serata. Leggo dal 4º volume Serramanna si racconta, un racconto scritto da Orietta Congio, Le domeniche, quelle indimenticabili. La nonna ci aspettava tutti a pranzo. Noi aspettavamo tutti i giorni della settimana che arrivasse finalmente la domenica. Era proprio un giorno di festa, di giochi, di odori, di suoni e di allegria. Andavamo in macchina con la 500 bianca di mio padre. Noi 4 figli, tutti seduti dietro e senza seggiolini o cinture di sicurezza, ma con tanta felicità, perché sapevamo che avremmo trascorso una giornata bellissima insieme ai nostri cugini, zii e nonni. Loro, i nonni, ci attendevano con ansia. Nel grande cancello di legno dipinto d'azzurro ci aspettava il nonno, con i suoi simpatici baffetti e le sue bretelle colorate, a sostenere quei pantaloni ormai grandi, a contrasto con le sue camicie a quadri. Mia nonna, invece, stava in cucina. Con il suo fisico esile, indossava sempre il grembiule, rigorosamente con le tasche, dove ci custodiva il fazzoletto e le forcine
da mettere qualora qualche ciocca di capelli fuoriuscisse dal suo immancabile cignon. La grande pentola azzurra nel fuoco borbottava per il bollore, emanando in tutta la casa, fino al giardino, un buon profumo di brodo, proprio quello buono, quello della domenica, quello della nonna, inimitabile. Nel cortile c'era il classico pollaio e tra i tanti giochi che noi bambini facevamo c'era la prova coraggio, cioè entrare nel pollaio e cercare di acchiappare una gallina. Io naturalmente perdevo sempre, perché ero terrorizzata da quelle maledette che cercavano solo di pizzicarmi. Nella casa a 2 piani c'era per salire una grande scala di legno e nel solaio, fatto anch'esso di legno, c'era un buco dove a noi bambini a turno piaceva spiare gli adulti dall'alto. Nel frattempo i nostri genitori chiacchieravano ore e ore, prima seduti a tavola e anche dopo. Noi bambini non vedevamo l'ora di finire il pranzo per poter tornare fuori a giocare in quell'acciottolato che ricopriva il giardino. Quando la sera dovevamo andar via, per noi era sempre troppo presto e la nostra risposta era sempre la stessa. Di già, era proprio vero. Noi bambini non avevamo la consapevolezza del tempo mentre giocavamo e ci divertivamo e non ci bastava mai. Che bei ricordi di quelle domeniche dai nonni, davvero indimenticabili. Grazie Foralba, ci vediamo dopo. Come detto, il tema di oggi è ricerca nella solitudine. A questo proposito, Manuela Orrù presenterà il libro di Franco Michieli. 2 parole su Manuela, nonostante la conosciamo tutti. 2 parole, 2, lo giuro. Per chi non ti conosce. Dai, 2. Appassionata lettrice, scrive racconti e poesie nel tempo ritagliato ai tanti impegni di cui si riempie la vita. Sostiene con forza e attivismo la lingua sarda e l'allattamento materno. Lo vedi che erano solo 2? Grazie a voi. Buonasera a tutti e soprattutto buonasera a Franco, il nostro ospite di oggi, che come ci hanno già ampiamente introdotto parlerà all'interno di questo festival oggi Bradipi. Insomma, l'argomento di oggi è ricerca nella solitudine. Quindi Franco, oggi noi presentiamo il tuo libro, Le vie invisibili. Queste vie invisibili sono quelle che tu hai percorso, hai cercato nei tuoi viaggi nell'estremo nord, poi ne hai fatto anche altri, ma quelli che racconti in questo libro sono quelli dell'estremo nord, quindi paesaggi a noi sardi campidanesi abbastanza sconosciuti, che sono quelli bianchi delle nevi, insomma dei ghiacciai abbastanza lontani da noi, quindi anche forse un po' affascinanti, ma tu li hai percorsi in una maniera particolare, diversa dal solito, proprio seguendo una tua ricerca. Ce ne vuoi raccontare? Sì, buonasera a tutti, grazie Emanuela e grazie naturalmente al Festival per l'invito. Sì, naturalmente si tratta di un'evoluzione che posso dire nel rapporto con la natura, con le montagne, con i grandi spazi poco abitati dall'uomo, che è cominciata quando ero bambino, perché ho avuto la fortuna di avere una nonna che viveva nelle Dolomiti, nata nelle Dolomiti, e quindi io fin dal mio primo anno di vita, come forse è capitato a molti di voi qui in Sardegna, ho avuto la possibilità di passare giornate, periodi, ecco, nella natura, appunto a giocare, come nel racconto che abbiamo sentito adesso, ma in montagna a 1800 metri di quota, dove non c'era telefono, automobili, elettricità, eccetera. Quindi vivere, cioè passare del tempo in familiarità, in intimità con la natura è qualcosa che è cominciato quando ero bambino, e questo mi ha aperto la strada poi a tante esperienze successive
che sarebbero state più difficili per chi non avesse quella fortuna, ecco, di questa esperienza fin dall'infanzia. In realtà poi io abitavo a Milano quando non ero appunto in montagna, e ecco, lo dico subito, adesso da 30 anni abito invece fisso nelle Alpi, quindi la situazione è cambiata. Ma alla fine del liceo i miei amici e io sentivamo proprio la necessità di rivolgerci alla natura per avere delle risposte, dei chiarimenti rispetto a tutto quello che avevamo studiato, insomma tutta questa teoria che costituisce l'educazione dei giovani. Era già così 40 anni fa, oggi poi non se ne parla, ecco, che la virtualità sembra essere tutto quello che c'è. E quindi un passaggio di questa evoluzione è stata il pomeriggio dopo l'esame orale di maturità partire col mio compagno di banco per attraversare a piedi le Alpi da Ventimiglia a Trieste, un viaggio che è durato 81 giorni, su e giù per le montagne più alte ma anche le valli più profonde delle Alpi, sui ghiacciai e così via, con la scelta di non portare neanche la tenda e di non usare quasi mai rifugi, quindi di togliere appunto qualcosa, togliere la tenda, togliere il fornello per fare da mangiare, quindi togliere quello che può diventare superfluo volendo. Che sembra necessario. Sembra necessario, cioè per abitudine sembra necessario, ma poi si scopre che si può farne a meno e si entra in un'altra dimensione. Quindi questo dormire all'aperto per 81 giorni ci ha permesso di una continuità, una durata, cioè di durare nel tempo delle montagne. Quindi diciamo non era tanto una questione di andatura, camminare più veloci o più lenti, ma eliminare proprio il conto del tempo, misurare il tempo, no? Stare nella durata. Quindi in questo senso eccoci un qualcosa che ci faceva bradipi. E vi ha aperto anche una dimensione nuova. Sì, quindi naturalmente questa, diciamo, l'anima, lo spirito delle montagne si è riversato in noi proprio perché ci stavamo in modo continuativo per questi mesi, giorno e notte, ai ritmi della natura stessa, quando ci stendevamo a dormire quando il sole calava e ci rialzavamo all'alba quando il sole sorgeva. Poi sono seguite tante altre esperienze anche più lunghe, impegnative e più selvagge, come la traversata a piedi della Norvegia, e questa è una delle storie che racconto in questo libro. Da sud a nord è durata 150 giorni in un ambiente molto selvaggio. Là avevamo la tenda e il fornello perché il clima nordico lo esige, però mancavano tante altre cose a partire dai sentieri, per dire. Quindi all'epoca usavo le carte topografiche, le cartine, per studiare il mio percorso, ma il percorso bisognava inventarlo in mezzo a luoghi disabitati, montagne, valli, fiordi, ghiacciai e così via. Sono passati tanti anni finché è venuto, ho sentito che veniva il momento di togliere ancora qualcosa. Il pensiero di partire per vedere che cosa succede se recuperiamo i prototipi degli strumenti per l'orientamento diventati comuni nel tempo moderno, cioè appunto la carta, la bussola, l'orologio, l'altimetro, tutte cose che ci sembrano necessarie quando andiamo in un luogo selvaggio e che però dopo tanta esperienza si può cominciare a capire che forse sono superflue, perché i nostri antenati usavano la mappa mentale. In realtà la usiamo anche noi, perché adesso, per dire, siamo venuti qui all'appuntamento qua camminando per Serramanna senza utilizzare né il GPS né una cartina, quindi abbiamo usato una mappa mentale, però anche su dimensioni molto grandi. Io non so, i pastori transumanti della Sardegna avevano sicuramente in mente vastità notevolissime, con tantissimi dettagli del terreno, dove trovare l'acqua, per dire, in mezzo alle montagne. Era tutto nella memoria, non c'era bisogno della posizione GPS, delle coordinate, e si faceva benissimo
benissimo. Quindi la mappa mentale è quello che veniva prima delle mappe che si usano adesso, e poi ci sono le bussole naturali, come il Sole nel suo movimento apparente attorno alla Terra ci fa da bussola, il vento, no, se diciamo maestrale già più o meno abbiamo un'idea della direzione da cui soffia, e certe morfologie della Terra che spesso seguono delle geometrie, sono riconoscibili, cioè se riusciamo a comprenderle e a metterle in relazione con qualche altra bussola naturale, quando questa magari si nasconde dietro le nuvole, cominciamo a usare, non so, dei crinali, dei corsi d'acqua, delle coste per mantenere la nostra rotta. È stato negli anni 90 questo ulteriore passaggio, un periodo in realtà in cui c'è stata una delle rivoluzioni tecnologiche più grandi della storia umana. La prima, sapete, la rivoluzione agricola e dell'allevamento, cioè il passaggio da cacciatori e raccoglitori, dopo centinaia di migliaia di anni, ecco, alla stanzialità, iniziando a domesticare animali e piante che venivano coltivate, ecco, quindi si cominciavano a costruire case, le case non esistevano prima. E poi c'è stata, adesso ci sono tante rivoluzioni, ma poi quella industriale e oggi quella informatica digitale, che forse è la più eclatante di tutti, perché rappresenta un passaggio dal reale al virtuale, cioè il mondo in cui si vive è virtuale. Durante la prima guerra del Golfo, nei primi anni 90, è stato lanciato il GPS come diciamo tecnologia nota a tutti, è servita, insomma è diventata famosa perché la coalizione internazionale colpiva in Iraq gli obiettivi, ecco, di Saddam Hussein, guidando i missili col satellite. Poco dopo, negli anni successivi, il GPS, il navigatore, è stato messo a disposizione per usi civili, e molti esploratori e alpinisti, che pure prima avevano espresso una filosofia, ecco, di lealtà nel confronto con la montagna, hanno iniziato a farsi guidare dai satelliti militari. Ecco, questo è stato un momento di crisi, di rottura fortissima nella frequentazione della natura. Io mi sono reso conto che non potevo accettare questa nuova direzione. Voleva dire perdere completamente il nostro rapporto diretto col mondo reale, in particolare col mondo naturale, e perdere di conseguenza la capacità di interpretare l'ambiente che abbiamo intorno, di scegliere passo dopo passo la propria via sulla base di ciò che c'è veramente, di ciò che avviene, e non sulla base di una traccia decisa a priori. E allora, ecco, è stato in questo momento, ragionando su dove stava andando il mondo, che mi sono detto a questo punto bisogna scegliere una strada ancora più chiara, più netta. Proviamo a togliere le cartine, l'orologio, la bussola, l'altimetro, proviamo a partire, e questa è un'altra, diciamo, nel 98 c'è stata questa prima traversata della terra dei Sami, abbiamo parlato dei Sami poco fa, ecco, c'è una mostra qui. La Domenica Fiaba, vi invitiamo a visitarla, è bellissima. Ecco, la terra dei Sami nell'estremo nord della Norvegia, assieme a un mio vecchio amico veterano di queste traversate, siamo partiti dall'estremità orientale di questa grande regione, il Finnmark, per arrivare ai fiordi dell'ovest, quindi circa 450-500 km in linea d'aria, però di una terra quasi disabitata, quasi senza sentieri. Avremmo potuto attraversare 3 strade toccando 3 villaggi in tutto. Ecco. E siamo partiti cercando di ricrearci una mappa mentale. Ecco, i Sami, accompagnando le renne nelle loro migrazioni, fin dalla nascita, ovviamente da bambini, hanno sempre migrato assieme ai genitori, diciamo, al gruppo familiare, imparavano un po' alla volta a conoscere questa grande terra e a farsene una mappa mentale. Noi, cioè io conoscevo già l'ambiente nordico, il tipo di clima, di ambiente, ecco, che avrei trovato, però diciamo, ho consultato una carta stradale in scala 1/400.000, quindi con pochissimo dettaglio, semplicemente per formarmi una mappa mentale approssimativa, proprio il minimo per poter poi averne una memoria, una rappresentazione interna e provare ad andare.
quindi ricordare appunto più o meno dove ci sono queste 3 strade, quei 3 villaggi, alcuni gruppi montuosi non tanto rilevati che si trovano in mezzo agli altopiani, alcuni bacini idrografici, perché ci sono dei fiumi, dei torrenti che convergono verso i fiordi del nord, dell'Artico, e altri che magari scendono verso il Baltico. Ecco, quindi l'incontro con corsi d'acqua zona per zona poteva dare dei suggerimenti sulla nostra posizione, sull'orientamento, sulla rotta da tenere. Ecco, è stato un viaggio veramente meraviglioso, potrei dire, perché partiti appunto senza niente di queste cose, veramente isolati come lo sono sempre state siamo stati sempre tutti noi fino a pochi decenni fa. E con la nostra stessa sorpresa ci siamo accorti già dopo qualche giorno che stavamo tenendo una buona rotta, che i riferimenti presenti nella natura ci davano indicazioni sufficienti a non perderci. Addirittura dopo 1 o 2 settimane cominciava a sembrarci del tutto naturale muoverci così in quelle vastità appunto apparentemente prive di riferimenti significativi, tanto che ogni tanto incontravamo accanto a noi, ecco, una delle forme terrestri che avevamo memorizzato, tipo un grandissimo lago, là ce ne sono migliaia di laghi, ma ogni tanto qualcuno molto grande con una certa forma particolare, ecco, che appariva di fianco a noi, voleva dire che stavamo proprio tenendo la rotta in modo preciso. E alla fine, dopo 23 giorni, siamo sbucati di fronte a un ramo del fiordo Lingen, che era proprio quello che cercavate. che avevamo ipotizzato di raggiungere, ma era un'ipotesi ovviamente. Quindi insomma gli strumenti naturali e la relazione con l'ambiente naturale aveva funzionato esattamente come se avessimo avuto la carta e la bussola. Non ci siamo accorti di una differenza e da lì si è aperto un nuovo mondo fatto proprio di relazione, è la relazione che funziona, relazione col mondo che abbiamo intorno, saperlo leggere in modo diretto, senza l'intermediazione di tecnologie e informazioni che giungono, ecco, che ci raggiungono, e sapendo di doversela cavare da soli, quindi sotto la propria responsabilità. Ecco, sono seguiti molti altri viaggi nel nord o sulle Ande, qui racconto alcuni di quelli nordici. Franco, il titolo del tuo libro è Le vie invisibili, quindi raccontaci un po' cosa sono queste vie invisibili, come li hai trovate? Un po' qualcosa ce l'hai già accennato, ma cosa sono? Sì, no, infatti poi la risposta è stata un po' lunga. Ho pensato alle vie invisibili, insomma, questa definizione, proprio perché in questo modo di viaggiare non c'è una via già tracciata, naturalmente non c'è un sentiero dei segnavia, ma si entra in un ambiente naturale dove qualunque direzione potrebbe diventare una via. Naturalmente ci sono delle vie naturali dove viene spontaneo muoversi e magari sono seguite da certi animali. Si trovano tracce di animali e altri passaggi invece che creano dei grossi ostacoli. Quindi in qualche modo l'ambiente, il terreno dà delle indicazioni, no? È meglio passare di qui, quasi non ci si accorge a volte, piuttosto che di là. Ma a parte questo è molto interessante il fatto di percorrere, ecco, di scoprire passo dopo passo delle vie possibili che non ci sono prima del nostro passaggio, se non in potenza, e scegliere di non identificarle in modo definitivo, cioè di non trovandosi con una cartina in mano né col navigatore, non vengono tracciate, non si pretende di tracciare il nostro segno sulla terra. In fondo è un assurdo, no? Questo, se pensiamo all'alpinismo, l'alpinismo
è costituito soprattutto da questa sorta di gara a tracciare delle nuove vie, che poi sono intitolate al primo salitore, al primo percorritore, poi ci sono le ripetizioni, la prima, la seconda, la prima invernale, eccetera. E è un po' come occupare la montagna, no? Secondo me. A un certo punto ho cominciato a vedere così questo continuo cercare di trasformare la montagna in una propria conquista che poi rimane definitivamente, come voler togliere spazio a chi passerà dopo di noi. O come è stato fatto nelle grandi esplorazioni geografiche, come vengono chiamate, quando si sono invase, scoperte e poi invase terre come se fossero vergini, mentre erano abitate da migliaia di anni da altri popoli. Ecco, quindi questa pretesa della prima, no, di essere i primi, ho cominciato, ecco, a ragionare proprio nel modo opposto e a vivere il desiderio di non lasciare traccia di dove, cioè l'avventura, queste avventure di viaggio sono soprattutto tracce che restano dentro di noi per come le abbiamo vissute e che in qualche modo possono irradiarsi anche verso altre persone proprio per come ci trasformano. Quindi il nostro rapporto, il nostro modo di vivere spesso cambia dopo tante di queste esperienze in cui ci si rende conto che la via, ecco, non sono io che la traccio, ma una via, un viaggio nella natura selvaggia prende vita grazie a una sorta di partecipazione corale di tutte le forze di quell'ambiente, perché tutto quello che avviene poi è determinante nel farmi passare per certi luoghi, raggiungerne altri, viverli in un modo o in un altro. Ecco, se non è la tecnologia a dettare il cammino, è invece tutto il contesto che partecipa assieme a me. Quindi una testimonianza di come sarebbe più prezioso oggi un comportamento anche in cui, sì, io sono passato, ecco, ci sono passato anch'io, oltre a chissà quanti, ma con la bellezza di essere l'ultimo, non il primo. Siamo gli ultimi che cerchiamo di recuperare non solo certe doti e abilità umane, ma soprattutto il valore, la forza delle relazioni con quello che ci sta intorno. Quindi, in questo senso, ecco, è bene che le vie restino invisibili. Che si chiudano dietro di te, così, tu sei passato e magari chi verrà dopo di te magari trova quella a fianco che non è proprio quella che hai percorso tu. Certo. Franco, senti, per rientrare anche nel nostro argomento che è anche la solitudine oggi, il tema è quello, ricerca nella solitudine, non della, ma nella. Quindi quando tu ti sei trovato in questi grandi spazi cercando questa tua via, la solitudine l'hai trovata? Come? Cosa ti ha lasciato? Ti ha segnato? Sì, dunque gran parte di questi viaggi li ho compiuti con qualche amico, un amico, di solito in due, ecco. Alcuni li ho fatti proprio da solo. Quindi diciamo a volte è stata solitudine completa da un punto di vista umano, qualche volta solitudine nel senso rispetto magari alla civiltà, ecco, a una solitudine limitata, ecco, a un rapporto a due, per esempio. Il primo periodo, ecco, la prima esperienza molto forte di solitudine in un luogo veramente isolato l'ho vissuto alla fine della traversata della Norvegia, che è una delle cose appunto raccontate qui, perché questa traversata è durata 5 mesi. Nella prima parte un amico alla volta mi ha accompagnato ciascuno per qualche settimana. L'ultima parte che diciamo dall'equinozio, dal 21 settembre fino al 12 ottobre, quando ho raggiunto poi il capo Nurshin, all'estremità nord, ecco, del continente, ero da solo e non poteva più venire nessuno dei miei amici. Quindi ho attraversato lungo una certa linea con la terra dei Sami
completamente solo proprio in una stagione in cui stava tornando l'oscurità. Là è già pieno autunno alla fine di settembre, all'inizio nevicava quasi tutti i giorni, nevischiava, ecco, con vento forte. E i colori erano quasi scomparsi, c'erano pochi animali in giro, ecco, la vegetazione era già diventata gialla, le paludi tutte nere. Sembrava un mondo che si stava svuotando, che si era già quasi svuotato rispetto a tutta la vita brulicante, ecco, dell'estate. All'inizio questa solitudine fortissima mi ha fatto così un po' uno strano effetto. Da una parte di me era ormai completamente abituata a tutte le azioni da compiere per superare ogni tappa, trovare un posto adatto per la tenda, montarla, smontarla, puntellarla nella tempesta, prepararsi qualcosa da mangiare, orientarsi e così via. E come fosse un pilota automatico quasi ormai. E una parte di me, bizzarramente, aveva invece cominciato a intrattenermi proprio per far passare il tempo in questa grande solitudine con pensieri senza senso, no? Sciocchezze, canzoncine, frasette ripetute, cose così, una cosa abbastanza fastidiosa ma che continuava a girarmi nella testa. Dopo un po' però ho cominciato a abituarmi a questa condizione e a notare invece sempre più dei dettagli, delle sfumature, delle atmosfere che significavano in realtà che rompevano invece l'apparente solitudine. Piccolissimi eventi diventavano in realtà eclatanti dentro di me. Ecco, bastava che passasse nella assoluta solitudine un piccolo stormo di uccellini, oppure che verso sera, dopo una giornata tutta grigia, una nuvola si illuminasse, ecco, d'arancione all'orizzonte, o non so, un fiume, un torrente ecco, apparisse oltre una collina, un torrente costeggiato da un terrazzo fluviale che mostrava una sorta di via naturale che si prolungava verso l'orizzonte. Ecco, tutti questi piccoli fatti diventavano come come qualcosa che sembrava rivolgersi a me direttamente, come una partecipazione che dal silenzio si presentava con piccoli eventi, ma proprio per la loro piccolezza facevano capire che c'era una partecipazione corale complessiva all'avventura che stavo vivendo. E ho cominciato a pensare che proprio questa dimensione deve essere alla base dello sviluppo dell'immaginazione umana e anche della spiritualità umana, perché popolazioni che hanno vissuto in quelle dimensioni hanno sviluppato quasi sempre una spiritualità animistica, cioè vedere un qualcosa di spirituale in ciascun evento, in ciascuna forza della natura, ed è qualcosa che credo ha accompagnato invece come controparte lo sviluppo della razionalità umana, sempre all'interno di quei contesti, no? Perché una volta tutti vivevamo in quel tipo di mondo. Troppa capacità, diciamo, razionale, tecnologica avrebbe reso la vita fredda, automatica. Invece l'espandersi dell'immaginazione, della percezione di una compagnia in apparenti deserti, una compagnia anche spirituale, ecco, ha dato gli stimoli, le motivazioni all'umanità antica, ecco, per trovare la propria via sulla terra. Le proprie vie. Quindi quello che sembra invisibile, bisogna solamente forse aprire gli occhi, guardarsi intorno per vederlo. Sì, senza fretta. Ecco. Bisogna attendere. Darsi tempo. Darsi tempo, perché non è questione, come dicevo, di camminare più o meno in fretta, è questione di non darsi scadenze. Uno magari fa 300 chilometri in 10 giorni, un altro ne fa
50, Certo. per dire, però tutti e due sono lì che ascoltano, osservano, attendono e cercano di cogliere qualcosa da qualche cosa che non di imprevisto che si presenta davanti. E sì, poi oggi visto anche quanto poco abbiamo anche il tempo di guardarci intorno, abbiamo tutti fretta, usiamo la macchina, non camminiamo e quello sicuramente ci toglie qualcosa. Io ti volevo chiedere proprio questo, Franco. Tu sei una persona che ha visitato, insomma, posti veramente esotici, particolari, estremi, ma questa tua esperienza riportata, che so io, vicino a noi, nelle nostre città, nei nostri paesi, ecco, come la possiamo vivere? Cioè vivere questo porsi nell'ambiente intorno, così come hai fatto tu in questi luoghi estremi, è possibile? Sì, è sicuramente possibile. Ecco, sicuramente, per esempio, per capire che cosa succede se proviamo a liberarci di certi aiuti tecnologici, ecco, per capire veramente come funziona e non prendere abbagli, credo che sia stato importante mettersi alla prova in situazioni autenticamente isolate, vaste, tempestose, eccetera. Se funziona là, si può dire, a maggior ragione possiamo vivere anche nella quotidianità qualcosa di simile, confidando che ci sia utile e che funzioni. Naturalmente, rispetto a come viviamo oggi, noi possiamo toglierci qualcosa di superfluo, cioè qualcosa che adesso sembra indispensabile. Per dire, adesso fa clamore la prospettiva di microchip che cominciano a venire messi dentro nel cervello delle persone, eccetera. Però in realtà lo smartphone è attaccato alla mano lo stesso, no? Non è inserito sotto pelle, ma staccarlo dalla mano è difficile, no? Per chi, perlomeno per le nuove generazioni, ma anche per le vecchie, quelli che ci sono molto abituati, ecco, fanno fatica. Cioè se si scarica e ci si trova senza, magari fuori casa, molti cominciano ad essere preoccupati. Quindi in realtà se noi proviamo a spegnere invece veramente i nostri collegamenti e magari a toglierci l'orologio, possiamo anche fare una gita fuori da Serramanna, insomma, io abito in Val Camonica, quindi per dire nei boschi, sui monti, sopra al paese di Bienno dove abito, e già c'è un cambiamento drastico. Considerate che tra anche grandi alpinisti, grandi esploratori non sono in grado magari di spegnere, perché i collegamenti, quello anche per una questione di accordi con gli sponsor, ma ormai chi fa certe imprese deve fare collegamenti quotidiani, le dirette Facebook, Instagram, eccetera. E non sono molti quelli che accettano di tornare all'isolamento che sarebbe naturale in quegli ambienti. Quindi in realtà noi nella nostra, senza essere dei grandi atleti o dei grandi personaggi dell'outdoor, possiamo comunque compiere un viaggio straordinario semplicemente uscendo dal mondo protetto di oggi, che è quello della rete. Infatti, secondo me si può fare proprio un paragone interessante, significativo. Nell'antichità c'erano le colonne d'Ercole, era un limite geografico. Dopo per tradizione si dice che fossero poste sullo stretto di Gibilterra. Io penso che fossero molto più lontane, perché nell'antichità si navigava tranquillamente fuori dallo stretto di Gibilterra. Ma comunque, a parte quello, era un limite geografico. No? Oltre c'era un mondo sconosciuto e quindi solo gli eroi potevano andare oltre le colonne d'Ercole. Le nostre colonne d'Ercole oggi sono invisibili, sono virtuali, perché è la rete. In realtà, se noi proviamo a abbandonare la rete e uscirne veramente per un certo periodo, facciamo qualcosa di simile, perché non c'è quasi nessuno che se la sente di farlo. Magari siamo qui a pochi chilometri di distanza, ma stiamo facendo qualcosa di rivoluzionario per il nostro tempo, non per altre epoche, per il nostro. Da lì vengono fuori tante scoperte, tante
tanta ispirazione. Sì, e questo sicuramente sfoglio una porta aperta su questo, no? Ma volevo dire che proprio questo è un po' come avventurarsi senza questo, per esempio, senza lo smartphone, è un po' avventurarsi in qualcosa che non si conosce oggi e che un po' ci mette anche nella solitudine, perché con tutti i social oggi sembrano che ci facciano compagnia, quindi senza di quelli rischiamo di sentirci quasi soli e isolati. Ma quello che potremo trovare non lo sappiamo, sono quelle vie invisibili un po' di cui parli tu nei tuoi viaggi e dovremo provare un po' a riscoprirle. E io ti volevo chiedere anche, tu hai fatto un altro libro che secondo me è bellissimo, che è questo, La vocazione di perdersi. Questa vocazione di perdersi, cosa significa veramente? Cioè bisogna avere il coraggio appunto di buttar via questi punti di riferimento, perdersi per ritrovarsi o per sapere che la via già c'è. Sì, la vocazione di perdersi, questo concetto contiene anche quello della libertà di perdersi, perché sembra quasi proibito oggi perdersi, andare a perdersi, dice no, sono tutti contrari. Ecco, non bisogna lasciare i sentieri, le vie conosciute, eccetera. No? Poi noi siamo fatti, visto il nostro passato, per andare anche fuori dai sentieri, insomma. Quindi è chiaro che possiamo farlo benissimo, di vuole l'esperienza giusta, la preparazione non si inventa da un giorno all'altro. Ma la vocazione di perdersi in realtà appartiene al nostro universo, è il nostro universo che ci suggerisce, ecco, che tutto quello che c'è dipende proprio dal fatto che la materia stessa, perdendosi, si trova e si trova. L'aspetto più interessante forse riguarda proprio la vita sulla Terra, perché diciamo, la vita si è sviluppata grazie poi ai codici genetici, che sono che all'interno delle cellule, quando le cellule si moltiplicano, c'è una replicazione dei codici genetici, si separano e poi si riuniscono, e in questa operazione avvengono spesso degli errori, con una certa frequenza ci sono degli errori. Praticamente le indicazioni che sono stampate in qualche modo nel DNA perdono la strada, si sbagliano. No? Ecco, ovviamente alcuni errori finiscono in nulla, anzi molti errori finiscono nel nulla, ma tutta la vita che c'è, tutta la biodiversità è invece dovuta al fatto che moltissimi di questi errori hanno portato a trovare la via per altri organismi, altre specie. Se non ci fosse stato questo continuo perdere la via proprio come vocazione della realtà, saremmo ancora forse a dei microorganismi unicellulari tutti uguali nelle paludi e basta. No, non ci saremmo noi, pensiamo alla varietà che è nata fra piante e animali e altri regni della natura. Ecco, se non ci fosse questa spinta continua a cambiare strada e a trovare l'ignoto, qualcosa che prima non c'era. Ecco, io diciamo, ho capito il valore di questo procedere della natura proprio attraverso le esperienze di viaggio, quando anch'io mi sono messo un po' in questa situazione di poter perdere la strada. Non mi ha mai fatto paura, perché diciamo, sono sempre stato, grazie a quello che dicevo prima, la familiarità con la natura imparata da bambino, sono sempre stato convinto che appunto con la pazienza e senza fretta, no? Lentamente poi la strada si ritrova, una strada si ritrova, infatti è sempre andata così. Soprattutto ci si trova nella situazione di cogliere avvenimenti che in una dimensione, in una vita protetta o apparentemente protetta come è la nostra, non riusciamo più a cogliere, non avvengono più. Non ci accorgiamo, ecco, della straordinarietà di certi avvenimenti, mentre quando magari ci si trova provvisoriamente persi,
come per dire in una tormenta nella neve, no, che dura giorni e giorni, magari per una settimana non si vede mai il sole, è tutto bianco intorno, non si ha la mappa, la bussola, l'altimetro, eccetera, né tantomeno il navigatore, però si è in grado di attendere, cioè si è in grado di muoversi nei giorni in cui la tormenta lo permette, e certi giorni non si riesce perché si viene ricoperti completamente, si diventa bianchi nel giro di un minuto, e allora magari si sosta in tenda, si costruisce un riparo di blocchi di neve tutto intorno come fosse un muro, e si ha un buon sacco a pelo, si dispone di viveri per diversi giorni, e allora a un certo punto, siccome tutto continua comunque a cambiare, c'è sicuramente un momento in cui appare un istante il sole, appare una montagna, appare qualcosa, anche se subito dopo scompare, ma in quell'istante rivela, ecco, una possibilità per riorientarsi, per ripartire. E quando mi sono trovato in situazioni, ecco, più incerte, più ignote, diciamo sistematicamente, lasciando passare il tempo necessario, a un certo punto io e i miei amici ci siamo ritrovati alla meta, quella che cercavamo alcune volte, oppure un'altra inaspettata, ma comunque buona, risolutiva, ecco, per poi completare il nostro viaggio. Quindi per questo io apprezzo molto la possibilità di perdersi, proprio perché ci dà la possibilità di ritrovarci, ma in una condizione migliore di quella di prima di perderci. Cioè si arricchisce ogni volta di qualcosa. Qualcosa di inaspettato, qualcosa che non ti aspettavi, sì, per dire, che non era previsto. Sì, nel senso che se uno si trova appunto in una situazione di invisibilità, non sa dov'è, eccetera, usa il navigatore, poniamo, e quindi facilmente non vede nulla, ma raggiunge il suo punto di uscita. Resta convinto che senza quello strumento si sarebbe perso nel nulla e sarebbe morto, perché questo è il pensiero normale. Se invece non c'è, ecco che escono, si scoprono delle doti che noi non riusciamo più a vedere, a credere possibili, perché noi le utilizziamo, ma non ci mettiamo mai nella condizione di poterle tirare fuori. E non sono appunto soltanto doti dell'individuo, sono doti che stanno nel rapporto con gli eventi. E anche con la natura? Con la natura, sì. Beh, diciamo che la natura è fatta di eventi, ecco, non c'è niente di assolutamente immobile. Anche un sasso è un evento, solo che è un evento che dura magari 1 milione di anni, ma prima non c'era e poi non ci sarà più. Quindi ecco, bisogna vedere tutto un po' nel divenire, e la scoperta, ecco, di come si incontrino relazioni risolutive è un esercizio di fiducia, è un grande esercizio di fiducia che va aumentando man mano che si passa del tempo in questa condizione, magari appunto giorni in cui c'è visibilità, giorni in cui non c'è più, poi la si ritrova e avanti, e può arrivare il momento di forte dubbio, dice magari, ma anche nell'inverno scorso che ero in Norvegia con gli sci con un amico, Ecco. e in effetti dopo 8-9 giorni non compariva mai un punto di riferimento, cioè altopiano, montagne bianche che si ripetevano, nessun incontro, niente di comprensibile, e passavano i giorni, ecco, e eravamo con gli sci. E poi sì, una sera, ecco, proprio mi sono detto adesso chissà dove siamo finiti, bisogna che riusciamo a trovare a scorgere un riferimento, ecco, è come una specie di preghiera, no? Che viene appunto come un atto spontaneo, penso proprio dell'umanità arcaica. E comunque passa mezz'ora e compare una valle assolutamente riconoscibile, che toglie ogni dubbio e che ci ha permesso di dire
incredibilmente ci siamo mossi proprio come non sappiamo che giri abbiamo fatto, ma siamo arrivati dove in effetti volevamo arrivare. Poi non era finito il viaggio, ma quella valle ci ha indirizzati. Ecco, sono capitate così tante volte queste cose che non le posso considerare un caso. Dipendono proprio da come noi riusciamo a stare in relazione con la natura. Cioè c'è una convergenza, ecco, come una collaborazione misteriosa che ci permette di trovare qualcosa di più prezioso, di più bello, se lo cerchiamo in relazione reale, ecco, col mondo che ci circonda, piuttosto che teleguidati con degli strumenti che ci sono stati messi a disposizione, ma che in realtà ci nascondono la cosa più importante. Questo tuo rapporto di fiducia con l'ambiente che hai affrontato, che hai percorso, poi tu pensi che sia importante che vivere anche l'ambiente in cui si sta in questa maniera permette di rispettarlo, di amarlo, cioè il fatto di conoscerlo in questa maniera ci permette, secondo te, poi di rispettarlo, di amarlo? Perché quello che vediamo intorno a noi spesso è proprio questa poca cura che si ha dell'ambiente intorno. Viverlo in questa maniera può aiutare? Ma sicuramente, secondo me sì, perché proprio l'accorgersi di come ciò che riusciamo a fare dipende molto, non è mai un fatto individuale, ma sempre in collegamento, ecco, con tutto il resto, ci fa sentire l'ambiente come qualcosa di sacro, no? Come era sempre stato prima delle civiltà spaziali. Quindi non c'è l'idea di proprietà, naturalmente, no, non esisteva fra i popoli nomadi la proprietà della terra. E quindi lo sfruttamento, cioè una visione puramente economica. Ecco. E il fatto di rimetterci in questa situazione, secondo me anche perché appunto bisogna considerare che andando fuori sentiero e dovendosi orientare senza un qualcosa che ci suggerisce dove andare, ogni passo è da valutare, si valuta ogni passo, e questo ci fa notare tantissimi particolari nel mondo naturale che spesso non si vedono, si trascurano. Quindi, non so, io sono diventato sensibilissimo a stare attento a dove ci sono uccelli che nidificano, e non so, nel nord molti uccelli nidificano sul terreno, quindi cogliere ecco, i segni che fanno, i gesti che fanno tanti uccelli per sviare dai loro nidi, quando ci sono le covate e così. Quindi questo continuo obbligo in qualche modo a fare attenzione agli altri esseri viventi o anche alle semplici forme del terreno, e a non calpestare magari certi muschi molto delicati, ma mettere il piede dove la zolla è più solida. In questo continuo andare diventa un continuo esercizio al rispetto, a questo continuo sentimento di come comunque siamo ingombranti, e quindi cercare di farci più piccoli e meno ovviamente se non si prova è difficile imparare la stessa cosa, solo la teoria non aiuta molto. Sono d'accordo, bisogna immergersi, bisogna proprio starci in mezzo per capire, per vedere anche, come hai detto tu, il particolare. Questo è molto importante. Franco, vuoi aggiungere qualcosa? Dunque la cosa principale direi è l'invito a provare a fare delle passeggiate, delle escursioni, ognuno secondo le proprie capacità, ecco, senza forzature, ma cercando di riprendersi un po' l'indipendenza, l'autonomia in questo mondo, ecco, non soltanto seguire, perché c'è il sentiero col segnavia, sentiero guidato, la traccia GPS,
anche in auto si può fare, anche in casa quando si apre la finestra dire ah ecco il sole è lì, allora sono orientato in questo modo, è circa quest'ora. Piccoli gesti quotidiani ci rendono di nuovo, ci riavvicinano un po' alla libertà, siccome è ovvio che la stiamo perdendo, no? Sotto certi punti di vista, e invece questi esercizi in rapporto con la terra ci spronano anche a cercare di salvaguardare un po' di libertà e di autonomia. Grazie Franco, ti ringraziamo, ti salutiamo. Io invito a leggere questo libro che io ho letto molto volentieri. Grazie, grazie dell'attenzione. Potreste stancarvi perché sono viaggi lunghissimi, faticosi, ma sicuramente arricchenti, sicuramente freschi da leggere in piena estate. Grazie. Grazie a tutti voi. Io sono ancora qui, quindi se c'è poi qualche domanda, naturalmente dopo la prossima certo, presentazione. Grazie. Allora, vorrei chiamare qui Davide e Giacomo per un piccolo omaggio al signor Micheli e a Manuela. Grazie, grazie. Sì? Come volete. Va bene. Chiamo qui Fioralba Zucca per il secondo reading di questa serata. Leggo dal volume 4, Seramanna si racconta, il racconto scritto da Vitalina Frongia, I ponticelli di via San Leonardo. Il sole al tramonto, tra i monti di Villacidro, ha tinto con dita infuocate le pallide nubi nel cielo di agosto. I carri trainati da stanchi cavalli hanno fatto ritorno dai campi. Al loro passaggio, la polvere riarsa della strada sterrata si è posata su davanzali ponticini. Nella strada, ora campo da gioco a cavallo di focosi destrieri, alcuni ragazzini giocano alla guerra, brandendo sciabole scintillanti, tra corse sfrenate, risate e qualche litigio. Quando l'ora di cena si avvicina, il richiamo della voce materna pone fine alla magia del gioco e i focosi destrieri e le sciabole scintillanti riprendono la loro umile veste di canne di fiume. Nella strada ora silenziosa calano lente le ombre della sera. I ponticelli aspettano, consci che da lì a poco offriranno posti a sedere a donne, uomini e bambini che dopo una parca cena usciranno alla ricerca di un po' di fresco e di compagnia. E così, mentre tra i ponticelli i ragazzini giocano a nascondino, al fioco lume di una lampadina e al tenue chiarore della luna, voci di donne si leveranno a narrare le difficoltà della vita di mogli e di madri. Racconteranno i momenti felici e i sogni della gioventù ormai lontana, ma narreranno anche di streghe e di case infestate dai fantasmi. Nel ponticello accanto, voci più gravi di uomini lamenteranno il magro raccolto, con la speranza che la prossima vendemmia ripaghi il loro sudore. All'avanzare della notte, quando la fatica di una giornata di lavoro inizierà a farsi sentire, ciascuno farà rientro nella propria abitazione. Un richiamo, un saluto e nella strada ritornerà il silenzio. Si sentirà solo l'abbaiare dei cani in lontananza. Il buio della notte avvolgerà tutto come un manto vatato, ma l'eco delle parole recenti alleggerà ancora sui ponticelli, mischiandosi e sovrapponendosi ad altre parole, dette in altri tempi da altre generazioni.
parole non molto diverse nel raccontare la vita. I ponticelli oggi non ci sono più, sono stati abbattuti tanti anni fa. Erano costruiti in cemento con i passi carrai in spessi lastroni di basalto e permettevano di superare le profonde e larghe cunette in cui scorrevano le acque piovane. Ma molto più spesso di allora capita che nelle giornate di forti piogge la strada si trasformi in un canale. Canal grande lo chiamavo io, quando dalla finestra mi divertivo ad osservare le poche auto a cui, sfidando le acque, si spegneva il motore. Il ricordo di allora mi assale quando è la mia auto a dover sfidare le acque e ho paura che la dea della vendetta voglia farsi beffa delle mie risate di bimba. I carri, trainati da buoi e cavalli, sono stati man mano sostituiti da trattori e da auto che sfrecciano veloci. E la strada, raramente deserta, non è più un campo da gioco per i pochi bimbi del vicinato, di cui spesso non conosciamo neanche il nome. Nel mese di agosto, al calar della sera, se non si esce per raggiungere gli amici nei luoghi di ritrovo, ciascuno sta nella propria casa, davanti ad uno schermo, a sentire storie di altri e di mondi lontani. Grazie Fioralba. Adesso facciamo una breve pausa prima del secondo appuntamento.